faccia, io li voglio abbracciare tutti quanti. La devi sentire con un applauso forte forte del Luca, tu vuoi ancora una domanda? Sì. Cioè, se guardiamo le classifiche, i dischi più venduti, il successo in generale, sì, non possiamo che constatare che personaggi, cantanti usciti da trasmissioni quali Amici o anche X Factor, insomma, la stanno facendo da padrone. Come mai? Secondo te qual è? Che cos'è? Quali sono le componenti che decretano il successo degli artisti che partecipano a questi programmi? C'è un perché secondo te o semplicemente sono loro dei bravissimi artisti? Il fatto è che i programmi che ci sono oggi in Italia danno le possibilità a tanti giovani che prima non potevano esternare le proprie qualità, quindi il fatto che ci siano delle persone come Amici, come X Factor, programmi che aiutano e fanno venire fuori dei veri e propri talenti, è questo che secondo me viene a creare la personalità di un artista, che è poi quello che piace a loro. Quindi è solo l'aspetto, il fatto di conoscere la persona, non solo di capire il cantante che canta come canta, capire com'è nella persona, come reagisce davanti a dei problemi, come si relaziona col pubblico. Secondo me quello che loro piace è conoscere la persona a 360 gradi, non solo sotto il punto di vista artistico. E tu eri assolutamente te stesso durante la trasmissione? Io al 99% sì. È così? Ci fai sentire un'altra canzone? Sì, è arrivato il momento di salutarci. Ma solo con la musica però, Di salutarci solo con la musica, poi farò gli autografi, le foto, il bacio, l'abbraccio. È il momento dell'infinito.